Eder, Mech, Pallister. La mattina in cui Liliana scompare, l'egregio studio laboratorio di via Donadoni sembra dormire. State quasi interrogando mi sembra di essere a processo. Va bene, guardate, la filatura dei coltelli a parte che quel periodo là aveva una mole di lavoro quasi il doppio di quello che è adesso. Vi ho fatto vedere quanto tempo si sta per affilare. Naturalmente abbiamo affilato 3-4 coltelli, giusto per calcolare così. E poi c'è il problema di pulirli, di lavarli e di asciugarli. Perciò quelle 2 ore stanno tutte. Se volete mettiamo insieme una quantità dei coltelli di quella volta, facciamo il lavoro e vedrete che siamo lì. Possono dire quello che vogliono, guarda, a me mi interessa, guarda, sentiamo la nostra Ilaria Mura che tu hai dice, parlando del 14, che è ritornato a casa alle 10, 10 e mezza, che ha preso la bici e che è andato a farsi un giro. Poi è rientrato all'1, all'1 e mezza per pranzo. Ma questo delle 10 e mezza non lo dice solo a me, lo dice, abbiamo saputo, è scritto negli atti, anche all'albergatrice. Noi tutti ci ricordiamo male, ma chissà perché, noi siamo 3 anni che diciamo sempre le stesse cose. Io l'orario delle 10 e mezza sta scritto in questura quando io sono andata a fare la mia dichiarazione spontanea. Io in questura sono andata con tutti gli appunti, perché io ascoltando lui in televisione le prime volte sentivo che non stava dicendo quello che era successo a casa mia, perché io parlo sempre di quelle volte che lui è stato a casa mia, delle parole che lui ha detto a casa mia, non quelle che ha detto a Sergio, a Gabriele o a Claudio, perché io non ero presente. Lui parlava, diceva le cose che non erano quelle che lui mi aveva detto nell'immediatezza della scomparsa di Liliana, e io il 29 dicembre sono andata in questura e mi sono scritta per non sbagliare tutte le parole, tutti gli orari, quindi inutile che mi venga a dire che non mi ricordo, perché io il mio libricino con gli appunti ce l'ho ancora a casa, io mi ricordo più che bene. Infatti sono andata da mia figlia e gli ho detto: guarda, sta dicendo questo e questo, cosa devo fare? E mia figlia mi ha risposto: mamma, fai quello che ti senti di fare. E io per onore per Liliana, per Sergio, per me stessa, ho detto devo andare. Lui mi racconta che lui il giorno 14 lui esce di casa, poi ritorna. Lui torna alle 10, 10 e mezza. Lui torna alle 10, 10 e mezza del mattino. Questo naturalmente te l'ha detto lui. Sì, il giorno 18. Però non si preoccupa perché sapeva che Lili usciva per fare le compere, eccetera. Lui dice che quando torna a casa lui non trova la Lili a casa e non si preoccupa. Lui si ferma a casa a poco, poi decide di uscire, di fare alcune commissioni. Non dice di andare né in bici né niente. So solo che mi ha detto che è uscito molto presto e non mi ricordo se mi ha detto che non aveva tornato a fare la colazione, però non ne sarei proprio in questa cosa sicura al 100% il motivo perché torna a casa. Sono sicura che lui mi ha detto che lui torna 10, 10 e mezza, ma non si preoccupa minimamente perché la Lili non era a casa. Lui mi dice che torna e poi torna a uscire. E poi successivamente lui torna a mezzogiorno e mezzo, l'orario di pranzo. Quello che dice questa signora qua sono cose che dice lei. Io non credo di aver parlato con lei di queste cose, perché noi andavamo in questo albergo, ci trovavamo bene, qua e là. Io, dopo che è successo il fatto di Liliana, sono stato un paio di volte lì, non ho avuto nessun tipo di cose con questa signora. Voglio dire a Sebastiano, mi mancava l'Amarano, mi mancava. Se siamo qui, signor Visentine, perché siamo tutti per lo stesso motivo, per parlare, no? Ma voglio dire, queste cose non è che le dicono loro, queste cose Sebastiano le ha raccontate a loro, perché queste persone le hanno riportate nell'immediatezza dei fatti. Cioè noi abbiamo una SIT di Silvia Radin dopo
paio di settimane dopo la scomparsa di Liliana non era ancora stata ritrovata, dove lei ci dice queste cose, cioè che Sebastiano le aveva detto di essere rientrato a casa intorno alle 10:30. Lo dice lui in questura. Lo dice a verbale, lo dice lui, lo dice Ma non è Sebastiano, così. di essere rientrato a casa Non è così. alla mezza, a mezzogiorno. Vabbè, Sono È le stato 13:45 è stato poi, no? tutto verificato. Se io Sebastiano- devo andare avanti in questa situazione qua, mi prendo, vado via. Innanzitutto anche il giro in GoPro presenta tutta una serie di anomalie che ancora devono essere chiarite, perché e questo è uno dei punti che il GIP ha ordinato di fare alla procura. E poi il problema, come dicevo la volta scorsa, è sono quelle 3 ore di buco, anche perché Sebastiano 3 ore in quel magazzino, noi abbiamo fatto un'analisi comparativa, non c'è mai stato, perché tutte le volte che aggancia il suo cellulare, la cella compatibile con il suo magazzino, 3 ore non c'è mai stato. Noi avevamo chiesto anche di fare un'analisi comparativa sui consumi di elettricità all'interno del magazzino, però purtroppo anche questo la procura non ce l'ha accolto. La mattina in cui Liliana scompare, l'egregio studio laboratorio di via Donadoni sembra dormire. È strano, ma allo stesso tempo conferma quello che dice Sebastiano, che per fare insomma per affilare i coltelli c'è una frequenza, no? Ci sono dei consumi alti poi bassi, alti poi bassi. Questo è quello che ci dice. Però questa attività viene fatta dalle 9:15 alle 10:15. Dalle 10:15 c'è una diminuzione fino a proprio quasi un'assenza, quindi dice il nostro consulente, compatibile proprio con qualcosa di minimo che consuma energia elettrica. Questo è il primo dato che ci consegna. Poi se lo agganciamo al fatto che c'è quel buco sul telefono, insomma sui tabulati. Sebastiano descrive il suo egregio laboratorio come fosse grande quanto un centro commerciale, in realtà è grande, circa 10 metri quadrati o poco più. Più volte insomma, ha riferito Sebastiano che probabilmente si trovava in una zona del magazzino e quindi il telefono non prendeva perché c'è un'assenza proprio di attività, o meglio ancora risulterebbe offline, ho spento il telefono in quel lasso di tempo, quindi per noi è rilevante. Poi vorrei aggiungere un altro aspetto: proprio in questi giorni abbiamo appreso, adesso lo dobbiamo verbalizzare, che qualcuno c'è stato nello studio, nel laboratorio di Sebastiano, e sembrerebbe che il telefonino prendesse, tant'è che Sebastiano più volte ha risposto al telefono mentre si trovava in questo. Conferma questo aspetto poi perché il pomeriggio ci ritorna e in quell'ora che sta nel magazzino, nello studiolo, come lo chiama Sebastiano, il telefono prende e ci sono delle attività, insomma i tabulati ci dicono questo. È un'anomalia che non convince, perlomeno non rispecchia quello che ci dice Sebastiano. Io voglio parlare con tutte le persone che stanno guardando. Bisogna provare cosa vuol dire perdere la moglie, non vederla più tornare a casa. Cioè io l'ho detto anche in procura, io ho anche adesso dei momenti veramente che non mi ricordo niente, a volte mi ricordo qualcosa, ma se io dovessi adesso dirmi cosa è successo in quel mese lì, non posso mettere le mani sul fuoco, capisci? Cioè questa è la realtà. Se loro hanno questi dubbi, queste cose, queste prove, che vadano in procura. Ma la allora domanda... basta, cosa vengono a starnazzare qua? Se non ricordi cosa hai fatto in quei giorni, come fai a essere sicuro di non aver detto di essere tornato a casa quella mattina alle 10:30? Giorno 14 me lo ricordo. Io adesso l'altra volta, se dovessi mettere insieme le cose, però di quei giorni lì, fino a che io sono andato in questura, sono venuta la polizia da me, hanno controllato, guardato, una cosa e l'altra. Però se devo mettere insieme le cose adesso non sarei capace. Poi ci sono solo loro. Cioè io vorrei che venisse anche una persona esterna, 5 persone che parlano Sebastiano, di questo. Io non devo giustificare a loro, no, ma non io si tratta devo di giustificare no, Sebastiano, alla procura. Cosa vengo a fare qua? Avresti dovuto giustificare la procura, ma la procura non ti ha chiesto nessuna spiegazione. Cosa vai a fare a Milano? Ti vai a fare un bel giro perché ovviamente hai il viaggio pagato e gironzoli con la bicicletta per le vie. Che vengano loro, no? Ma loro rappresentano delle persone. Che vengono loro. Ma non si tratta di andare... Ciao tutti quanti, addio. Cosa vengo a fare qua? Non è possibile essere sotto interrogatorio non sei ogni sotto volta. interrogatorio. Perché non parliamo di Claudio, Ci di quello arriviamo. di ieri? Adesso... Perché non diciamo quello? Come si anche... fa ad andare in televisione con un cartello così? Ma veramente abbiamo toccato il fondo lì, Sebastiano, hai sbagliato con alcune persone e sei stato querelato. Non capisco però la tua sportività nel non querelare a tua volta chi ti ha offeso in modo pesante. Questo lascia pensare male, dovresti farlo. Cioè di loro sono tutto
tutto a posto, tutto tranquillo, tutto beato. Sulla Vedevo che credibilità si delle dichiarazioni di Silvia, io vorrei aggiungere un particolare che per noi è fondamentale. Silvia parla della busta dell'immondizia, è qualcosa che gli riferisce Sebastiano e lo dice agli inquirenti, quando ancora le immagini di Silvia che esce da casa con le buste non esistono, non ci sono. Quindi è qualcosa che è stata riferita da Sebastiano. Quindi è qualcosa che Silvia riporta ai carabinieri quando ancora la Liliana non viene ripresa. Quindi è qualcosa che viene detta da Sebastiano per dire che va a dichiarare la verità, le informazioni che Sebastiano riferisce a Silvia, senza nessun tipo di accusa, io lo ripeto sempre. Io sono sereno, tranquillo, Ma- fisiologico questo. Quando sarà il momento, verranno fuori queste se non cose ora qua. quando, Lo diceva dico alla qualcuno, no? dottoressa Marano. Quando sarà finito tutto, verrà fuori. Ci sono dei motivi. Cose gravi? Non lo so, può essere. Per me sì. Cosa pensi di quella gente che crede tuttora nel suicidio? Dice le cose come sono, capisci? Quindi Liliana si è suicidata perché c'era l'imbuto? Questo sono pienamente d'accordo. Con la Anche te lo vita. dirò dopo, quando c'è Sterpin, te lo dirò io perché penso così. Butto. I tre. Adesso, la questione dei famosi, della banda degli onesti, quando sarà il momento parleremo di questo. Sebastiano, ti conviene dirlo ora, se no moriremo tutti di vecchiaia. Non è Sono arrivato. Io non ho niente da contenuti, nascondere. ma- Giudizi su queste persone e possiamo parlare. mi pare, Capisci? sei tu che- Del fratello, Perdonami, hai della perso cugina, tua moglie. C'è la Grazia procura, dice. c'è la procura dei parenti. È una cosa completamente diversa. ma dico, cosa aspetta? Quando la procura avrà messo insieme le cose, che dirà è successo questo, quando saremo qua tutti quanti, allora parleremo di uno, dell'altro. Però stasera hai detto Come diciamo qui dal primo giorno, tu hai sempre sostenuto il suicidio, poi per facciata qualche volta hai fatto credere di pensare ad altro. Ma se così fosse, quindi Sterpin è innocente. Diciamo, certe cose te lo dirò più tardi. Io Pronto? vengo accusato di essere Parla. l'assassino di mia moglie. Ma Ecco, nessuno giusto? l'accusa, però se Capisci? ne viene No, parlato. capisci? No. L'accusa Io se ha vengo delle qua, cose da dire, sono deve accusato di essere l'assassino di mia moglie. Quando Questo- sarà il momento io dirò certe cose. Quella mattina, mentre Liliana scompariva, Claudio Sterpin è nella sua abitazione fino alle 12 e tot minuti, dopodiché va alla Wind. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.